Amici di Directa Sport, buon pomeriggio da Calangianus, 12ª giornata del campionato di eccellenza regionale 2017-2018. Siamo allo stadio Signora Chiara dove vi stiamo per raccontare Calangianus Castiadas. D'Agostino, ancora i due che dialogano bene. D'Agostino prova a calciare, arriva il gol, il Castiadas è in vantaggio. Bloccarsi una partita che si preannunciava molto difficile, ancora in profondità D'Agostino, l'uscita di Thiam, l'appoggio di testa comodo in rete, raddoppia il Castiadas dopo 30 secondi praticamente. L'1-0 di D'Agostino, ancora il numero 10 Sarrabese. Termina qui il primo tempo, intanto il Castiadas, lo ripetiamo, è avanti sul Calangianus per 2-0. Pallone in avanti, ancora cercare D'Agostino in profondità, l'anticipo da parte del Calangianus, ora tra le linee prova ad agire Urgia, il pallone in aria per Senes, arriva il gol, ma il gioco era stato fermato perché c'era stata la segnalazione da parte del primo assistente del signor Pani di Sassari, Ias che gli sottrae il pallone, ancora un contrasto duro, Porru attaccato alle spalle, ora l'intervento sempre del numero 7 giallorosso che va a chiedere scusa e poi lamenta un colpo a gioco fermo. Il giocatore del Castiadas Saias, è arrivata la seconda ammonizione per Loddo che dunque lascia in 10 uomini la sua squadra. Il cross verso il centro, il pallone che danza a ridosso dell'area piccola, poi viene messo fuori ma solo per un istante. Può attaccare ancora il Castiadas con Carboni che alimenta l'azione. Sulla destra c'è il cross di Cordedu, colpo di testa e gol del Castiadas che ora chiude i conti con il 7° gol stagionale di Davide Carrus. Gioco che era allora fermo, dunque punteggio che rimane sul 2-0. Martinez dentro per Piras, prova a eludere l'intervento di Thiam, Piras la palla sul palo e poi Mesina a segno per il 10° gol stagionale. 3-0 Castiadas con la firma del bomber Mesina. Cercare Mattia Pinna, tenta uno stop con il petto, non semplice, e arriva allora il fischio finale. Il Castiadas batte per 3-0 il Calangianus.